ho deciso di rivolgermi al Centro per l'Impiego di Padova per terminare la parte amministrativa della NASPI, dopo aver perso il lavoro durante il Covid. Aisha si è presentata al Centro per l'Impiego come neolaureata in ingegneria chimica, riscontrando un percorso di studi lungo e che quindi aveva bisogno di un aggiornamento a livello sia professionale che di orientamento del mercato del lavoro. La conoscenza approfondita che è stata fornita dal piccolo gruppo, ma anche le schede che sono state erogate durante tutto il percorso, hanno portato a far emergere delle capacità, delle competenze trasversali legate alla capacità di ascolto e alla comunicazione calma e puntuale, precisa. L'abbiamo quindi ritenuta in sinergia una candidata ideale per l'offerta di lavoro che in quel momento avevo pubblicato per l'associazione Tecnici Iperbarici Club Sommozzatori di Padova, perché richiedeva da un lato delle competenze di tipo professionali, di tipo tecnico-scientifico, dall'altra anche una propensione caratteriale a lo svolgimento di mansioni che richiedono l'assistenza al paziente e il contatto con il pubblico. L'aiuto concreto che mi ha dato il Centro per l'Impiego di Padova è stato quello di indirizzarmi verso un percorso alla ricerca di un profilo professionale che si adattasse alle mie esperienze precedenti e alle mie attuali competenze. L'Associazione Tecnici Iperbarici del Club Sommozzatori Padova è un'associazione che ha compiuto 40 anni dalla sua costituzione. Al momento siamo all'interno di uno dei centri iperbarici più moderni d'Italia, abbiamo 2 camere iperbariche, siamo una struttura che opera in accreditamento istituzionale, quindi siamo equiparati a una struttura sanitaria pubblica. Durante tutto l'iter di ricerca di personale non sono mancati i contatti con la referente dell'Associazione Tecnici Iperbarici, con la quale si è sempre cercato di affinare la ricerca. Il Centro per l'Impiego ci ha supportato innanzitutto nella fase preliminare, proprio nel focalizzare e capire quali erano le caratteristiche delle persone che cercavamo, per poter poi effettuare una ricerca mirata. Poi ci ha supportato facendo un grande lavoro, secondo noi, di selezione preliminare, perché le figure che sono arrivate presso il centro, e sono state più di una, avevano motivazione e profili che erano coerenti con quella che era la nostra richiesta. Ho partecipato ad alcuni incontri durante i quali in gruppo abbiamo lavorato su noi stessi per andare a ricercare quali fossero le nostre competenze, sia professionali sia personali. Il successo di questo caso è dimostrato da un lato dall'assunzione della nostra candidata e dall'altro dalla fidelizzazione dell'associazione che successivamente si è rivolta a noi per ulteriori inserimenti. Per far questo credo sia stato fondamentale un mio ascolto attivo nei confronti della referente dell'associazione e poi si aggiunge a questo anche una collaborazione con i colleghi del Centro per l'Impiego, in particolare con chi ha seguito la candidata all'interno di un laboratorio di orientamento sperimentale. Ad oggi svolgo un lavoro che mi soddisfa e che mi piace e spero di poter continuare a crescere all'interno di questa associazione insieme al mio team.